Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Fioi, prima volta che torniamo a Phoenix. L'anno scorso a Phoenix è stata una stagione un po' così e torniamo a Phoenix. L'atmosfera non è certo positiva perché Phoenix voleva mantenere il commendone, ma veneziano ha detto no, Fioi, a Phoenix non ci sto più perché veramente è una squadraccia. Adesso vediamo un po' se si vuole vendicare. Veneziano sta attraversando un buon momento, il problema è che la squadra ha 16 vittorie e 13 sconfitte, non è certo il momento migliore in assoluto. E adesso si parte con un bel rimbalzo. Chandler. Vai Kume. Relax, Kume, relax. Guarda Chandler che la sbaglia. E te pareva. Mamma mia, il piccolo Tyson. Come vuole dimostrare che Phoenix ha sbagliato a non fare una squadra attorno al Kume. No, bruttissimo tiro. Lo so, molto brutto. Osborne recupera. Osborne. Dragic. Osborne. Attenzione. Mamma mia, meno male che ha sbagliato Phoenix. Attenzione Parson. E rimbalzo ancora come indiano. Fallo su veneziano. Fallo sul Kume. E arriva il primo punto della partita e lo segna proprio lui, il talentissimo veneziano. Il talentissimo veneziano. Eccola. Galtroia. Dai ragazzi, hello USA Harway Center di Phoenix. Il Kume, schiacciatura della vita. Bravo. Buono. Dai che il Kume c'è, il commendone c'è. Attenzione, e sbaglia. Dai! No, beh, ma Chandler sei un bolso di merda. Ma che cazzo fai? Non hai visto neanche dove era la palla. Che vergogna, raga, che vergogna. Dragic. Occhio al Draghi. Knox. Osborne. Plumlee recupera. Qua arriva il punto per Phoenix. Partita un po' strana fino a questo momento. Molti errori. Vai Kume, Nowitzki. Stoppone su Nowitzki. Stoppone sul Dirk. Osborne. Altri 2 punti per Phoenix. Dai, che non possiamo perdere con Phoenix, però veramente da vergognarsi, Ellis. Vai. Parson. Vai Parson, dai vecchio. Vai Kume. Fallo sul Kume, meno male, l'ultimo secondo, grandi. Comunque guadagnato 2 tiri liberi, vai veneziano il primo. Bravissimo. Bravo. 2 su 2, 5 Phoenix e Dallas 6 Phoenix. Dai Fioi. Grande Dragic, che gol Dragic. Vai Nowitzki, bravo. Vai pick and Kume ragazzi, ho bisogno del pick and Kume con Dirk. Eccolo il pick and Kume con Dirk. Chandler. Vai Ellis. Peccato. Attenzione Knox. Osborne. Attenzione. Knox. E ancora rimbalzo come ragazzi, ormai come sta veramente
Vai. E arriva l'assist. E in lunetta con il tiro libero supplementare. Grandissimo Parsons. Grandissimo. Eccoci qua. Più 2 Dallas. Dai fioi. Dai ragazzi, su. Perché Phoenix veramente non ha preso bene il trasferimento di Veneziano, perché hanno visto che c'era del potenziale, ma Fioi è una squadra di merda, me ne vado. Almeno Dallas mi dà qualche chance dai playoff, anche se mi aspettavo molto di meglio, sinceramente. Fino adesso. Il Kuma ci prova, era veramente difficile, Banovischi, grandissimo. Ah, peccato. Mamma mia quanti errori in questa partita, però tanti e tanti errori. Osborne. Plumlee. Knox, dovevo marcarlo io, era mio. Ma il Kuma era... Attenzione, ennesimo rimbalzo, mamma mia. Vai Parson. Non me l'aspettavo questo errore di Parson. E qua Phoenix pareggia. Troppi errori, fioi, troppi errori. All'Harway Center. Bellissimo, e qua Chandler fa un gran canestro, ma che assist, signori. Ma che si è inventato il Kuma. Il problema è la squadra che non c'è, nel senso, non riesco a... È stato dopo l'anno di Utah, è stato clamoroso. NBA 2K14 ha fatto una stagione devastante. Qua proprio, mamma mia, qua ho rischiato veramente la brutta figura. Però arriva triplone di Phoenix. E Doc Rivers si inchezza. Porca troia, Doc. Dai, fioi. Fai dei pick and Kuma. Ok, pick and Kuma. Vai, primo pick and Kuma. Vai Chandler. Bravi. Brutto tiro, un tiro di merda. È ufficiale. È tutto abbastanza ufficiale. Bravo Kuma. Ha dato fastidio, anche se non me l'ha data di buona difesa, mi ha dato veramente fastidio. Il Kuma prova. Mamma mia, il Kuma nel traffico. Mamma mia, solo Kuma. Only Kuma. Knox. Attenzione a Knox. Bello questo, ragazzi. Phoenix contro di me fa i numeri. Ma porca di quella porca. Vai Chandler. Bello. Qualcuno prova una cosa impossibile. Peccatus. Osborne. Dragic. No, guarda come va, che peccato. Mamma mia, meno male, ancora. Occhio ragazzi, occhio. Cambia sempre la marcatura, porca troia. Morris. E Morris sbaglia, arriva il Kuma per l'ennesimo rimbalzo. Ellis. Vai Chandler. Non c'è spazio, fioi. Dai Kuma, porca troia. No. Molto brutto errore anche questo. Non sto tirando bene per il momento. Fallo di Morris. Buono. Vai raga, andiamo quarter, 22 punti, 13 rimbalzi, 6 assist, 7-7 Dallas, 6-9 Phoenix. Mamma mia, come in un momento della carriera, adesso sì che ci siamo, abbiamo 68 di overall, difficoltà pro e si gode. Bled Cats, attenzione. Tucker. Plumlee. Tucker. Winner Tucker. Attenzione. Bravissimo, dai che la vinciamo questa 41 dal campo, ma i 13 rimbalzi per un play, ragazzi, io veramente do not parole. Questo Kuma sta letteralmente illuminando la NBA. Mamma mia, che missile del porco. Va bene, calma. Pick and Kuma.
Pickenkume. Ellis. Ellis. Attenzione Aminu. Non perderla. Ecco. Palla ai Phoenix. Brutto attacco qua di Dallas. La 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 lero. Come? Come? Attenzione pick and roll di Phoenix. Knox. Dragic. Knox. Occhio. Attenzione, entra. Ma porca puttana, però 5-0. Piccolo parziale Phoenix subito da ristabilire le gerarchie comandiane. Sono sempre stato davanti questa partita, comincio a registrare, non vorrei cominciare a perdere, grazie. Pickenkume. Eccolo qua il Pickenkume. Nowitzki. Fallaccio su Dirk Nowitzki. Vai Dirk, i due biondoni di Dallas. Grande. Bella prestazione, cazzo mi ha levato perché? Ah, stronzo. Ah, mi ha rimesso subito, ok. 7-9 Dallas, 7-5 Phoenix. Sta recuperando però, Phoenix. Lero, tararalla, lero. Ellis. Errore di Ellis. Attenzione, adesso stiamo rischiando, Knox. Dai Fioi, dai, sveglia. Sta scappando via. Buono, l'ha sbagliata, ci voleva questo errore. Dai che anche Phoenix può sbagliare questo quarto, veramente lo stanno giocando molto meglio. E mettila dentro. E vai Lunetta con il tiro libero supplementare. Grande Ellis. Ecco, e lo sbaglia. Dragic. Non ci credo, guarda cosa ha messo. Ragazzi, Knox 15 punti, 6 rimbalzi. Buona prestazione di Derek. Attenzione, madonna, rifinta la schiacciata e appoggia un canestro classico da Pickenkume. Mamma mia, raga, mamma mia. Dragic. Knox. Bella prestazione di Knox. E arriva il 14esimo rimbalzo, ragazzi. Mamma mia, vuole fare il record condominiale. Ellis. Solo rete! E assist di Veneziano che vuole ancora vuole una tripla doppia, ragazzi. Qua veramente il Kume sta giocando a livelli sensationalis. Bravo Kume, molto bene. Buono. Anzi, il problema qua è che non so se aumentare il livello di difficoltà, perché purtroppo le partite non le vinco facilmente. Anzi, cioè, adesso vediamo, valutiamo insieme. È certo che sto facendo delle prestazioni adesso, sono in una forma esagerata. E vediamo, ragazzi, vediamo che fare. Valutiamo. Queste le partite sono sempre combattute, quello è il discorso. Con livello più difficile, secondo me, non ne vinco più. Bravo. Ellis. Vai Ellis. Ellis. Peccato. Che prestazione però, ragazzi, che prestazione. Buono qua. Ora siamo solo a -6, ragazzi. Non è ancora deciso niente. Vai Fiori. Fallo sul prodigio. Oddio. Si è fatto male? No, infortunio. Pazzesco. No. Sì o no? Mamma che paura. Grande. Buono 2 su Madonna. Che prestazione, ragazzi. Una prestazione sublime.
Prestazione senza un senso logique. È senza logique. E arriva il 16esimo rimbalzo. Mamma mia ragazzi. Qua rischio di fare veramente il record di rimbalzi. Vai. Dirk. Mamma mia, Dirk per poco mi regala. Ok. Secondo fallo della partita, me più 8. Osborne. Dragic. Morris. Knox. Bello. Qua proprio non l'ho proprio visto. Complimenti. Dai ragazzi. Attenzione, arriva anche la schiacciatona. Mamma mia, 30 punti, 16 rimbalzi, 7 assist. Signori, this is Kume. Mamma, buona difesa sul tiro. Di tutto, raga, di tutto e di più. Ah, brutto errore qua, brutto errore. Ti prego, prendila. Bravissimo. Bravissimo, mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Forse non arriverà la tripla doppia a questa partita, ma ragazzi, come stiamo giocando? Abbiamo 68 di punteggio, cioè. Dai, finalmente stiamo trovando la nostra dimensione. Here's the triple. 17esimo rimbalzo, signori. Chandler. Parson. Vai, Ellis. Ellis, bravissimo, bravissimo. Grandissima prestazione comunque, veramente una prestazione sublime. Il come se la ride si sta guardando un po' di zoccola di Phoenix, che dopo sicuramente se le tromberà il come ufficiale. Vabbè, questi sono dettagli. Oggi si festeggia, oggi si festeggia. Attenzione, della linea della carità. Primo libero a segno. Però è quasi vinta, ragazzi. Bravo Dirk, bravo, bravo. È il prodigio, mamma mia, signori. Questo è il prodigio. Questo è essere il prodigio. Penso che dovrò aumentare la difficoltà, forse me l'aspetto già qualche commento, non lo so. Purtroppo i match non è che li vinco facilmente, questo per carità sono in vantaggio però i Phoenix, però con le squadre medie già soffrono anche in casa. Però è chiaro che le prestazioni a livello di punti e di rimbalzi stiamo cominciando letteralmente a dominare la scena. Nowitzki. 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 Dai che è fatta, ragazzi, il come se la gode. Il come se la gode, ragazzi. Che prestazione, che prestazione. Dai, fioi, dai. Cosa? No! Signori, non ha senso tutto ciò. Non ha senso. Che come, raga, che come. Morris, triplone della vita. Vediamo se arriva il triplone finale. Per poco anche il triplone finale. Raga, prestazione micidiale. Guardatelo, il Kume adesso mi fa una bella pompa la Doris. Brava Doris. Il Kume è massacrato. Come sentite questi rimbalzi?
Il posto giusto, al momento giusto, non è dei care, solo al posto giusto, momento giusto, americano. Io conosco gente, studio, filmato per capire che pubblici cantori tendono a sbagliare i tiri. Io sono americano, forse cercare l'intuito, usare forza, per stare in balzi, butta la pasta, mamma, butta la pasta. Raga, un saluto dal commentone veneziano. Prestazione sublime. Commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.